In attesa di leggere il modello unico delle professioniste del sesso, si discute in Veneto sulla mozione leghista approvata a maggioranza dal Consiglio regionale. Far pagare le tasse alle lucciole sembra sia un primo tentativo per superare la legge Merlin. Il Consiglio non può legiferare su questo, ma attraverso la Giunta può fare pressioni sul Parlamento o sul futuro governo. Siamo gli ultimi, noi italiani, a non voler affrontare questo tema. In Europa, in Austria, in Germania hanno già risolto da tempo il fenomeno. Finalmente anche la Regione Veneto capisce che qualcosa bisogna fare. In Regione la mozione è stata votata da tutto il centrodestra, contrari PD e IDV, ma il sindaco democratico di Vicenza Achille Variati la sostiene se, dice, servirà a dare dignità alle prostitute e a colpire gli sfruttatori. A Mogliano si fa già una stima del gettito fiscale. Se una prostituta, una cittadina decide di fare del proprio corpo l'oggetto del proprio lavoro e lo decide liberamente e ne fa di ciò il proprio lavoro, forse è giusto che paghi anche le tasse. Alcuni hanno stimato addirittura che il gettito potrebbe essere parificabile a quello che è l'entrata che il comune di Mogliano ha per l'IMU prima casa, qualche milione di euro. Intanto a Vicenza, da lunedì sera alle 23, saranno i tabelloni luminosi del traffico e dei parcheggi a ricordare che in Viale San Lazzaro e Viale Verona la prostituzione su strada è vietata e che la multa sia per i clienti che per le prostitute è di 500 euro. Avvisiamo i clienti, attenzione perché non si scherza, se si va alla ricerca di una prostituta in un'area vietata si corre il rischio di essere identificato e gravemente multato. Come dire, uomo avvisato. I controlli dei vigili saranno in borghese su autocivetta, non è escluso l'impiego di telecamere o macchine fotografiche. I problemi di privacy potrebbero essere facilmente risolti, hanno detto Variati e l'assessore alla sicurezza di Vicenza Dario Rotondi. Nel 2013 le forze dell'ordine hanno staccato in città 1031 multe alle prostitute, nessuna delle quali ha pagato. 54 i clienti multati, 32 hanno sborsato i 500 euro. Secondo la cooperativa sociale Mimosa sarebbero circa 500 le donne che si prostituiscono in appartamenti in tutta la provincia berica.